C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati a Centro Anch'io. Apriamo la puntata di oggi mostrandovi un cratere in alabastro conservato nel Museo di Santa Giulia. Nel 1968, nel corso di lavori edili in via San Zeno, fu rinvenuta una sepoltura a inumazione. All'interno era un sarcofago in pietra di Botticino, in cui era stato ricavato una sorta di cuscino contenente un ragazzo 14enne orientato da nord a sud. Ai suoi piedi era un vaso in alabastro, 24 pedine in pasta vitrea bianca e blu, un'assicella in osso, uno stilo e le tradizionali monete. L'assicella, generalmente legata al mondo del gioco d'azzardo, doveva appartenere probabilmente al padre perché il figlio potesse ricordarsi di lui nella sua nuova vita. Il proverbio di oggi riguarda le cose di nostra proprietà. State a sentire: del so quanche se peut, sa fa quel che sa eul. Tu sei quella più sana delle tre. Più sana. Si vede, pacata, seria, ponderata. Che hai detto tu allora in orecchio alla tua amica? Una cosa pugliese che non si poteva dire. Non ha detto orecchiette. Chi parla? Lei. La bresciana. Ti chiami? Paola. Paola. Del so quanche se peut, se fa quel che sa eul. Del so, quanche se pel, se fa quel che se... Brava. Mi si... Tu sei Brescia? Sì. Provincia? No, Concesio. Ah, vai, sì, provincia. Conceis. Provincia, Concesio. Con 6. Del so quanche se peut, se fa quel che sa eul. Del- Vero? Cioè, a Tarantina ha capito. Cosa? Che del tuo quando si può fai quel che non lo so. È la pugliese indovinette. Indovinato? Indovinette. Ho vinto però. Orecchiette. Alla cima del rap. Alessia, Laura e Michela, ma perché sono così belle? Perché loro al CFP studiano make-up, acconciature anche. Esatto, Tu make-up o acconciature? acconciature. Tu invece? Acconciatura. Voglio dire, guarda che cosa. 3. Devo correre in fretta da voi prima che mi caschino tutti i capelli. Esatto. Come sai? Esatto. Siamo ancora ragazzi, siamo coetanei. Allora Alessia, del so quanche se peut, se fa quel che sa eul. Cos'è che devo fare? Benissimo. Del so quanche se peut, se fa quel che sa eul. Del sa qualche sapere se fa quel che sa. Sì, hai detto un'altra cosa, va benissimo. Prova a dirlo tu. Del se, quando se per, se fa quel che se el. Però ci ha messo impegno, entusiasmo. Torniamo da te, dai, ti diamo una seconda possibilità. Non sei bresciana, di dove sei? No, della Calabria. La soppressata! Di dove? Fabrizia. Fabrizia. No, Laura, Alessia. Che Fabrizia? Alessia. Ah, Fabrizia è il nome del paese, scusa. Ok, dai, prova a ripeterlo, va. Allora, del so quando che se può si fa quel che se Però la calabrese ci ha azzeccato alla fine, è stata la più brava. Del so quanche se peut, se fa quel che se eul. Ovvero il proprietario di beni o ricchezze li gestisce come meglio crede, come meglio ritiene opportuno. Li utilizza bene, li utilizza male, le risponderà alla propria coscienza, comunque è roba sua, quindi se fa quel che sa eul. Grazie per essere stati con noi, ora ci sono i nostri ragazzi e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao Lorenzo, se ti dico, guarda che devi lavarti il moustache, cosa ti lavi? La faccia. Bravissimo, il moustache, la faccia. C'entro anch'io.